Oggi fate una giornata di protesta insieme agli altri sindacati, ecco, sostanzialmente cos'è che chiedete, cosa rivendicate? Le ragioni di questa protesta: siamo qui noi a rappresentare oggi tutti quei lavoratori part-time che lavorano negli enti locali e che attualmente non hanno un contratto full-time, cioè a tempo pieno. Questi lavoratori da tantissimi anni ormai reggono gli enti locali e portano avanti le pubbliche amministrazioni, e quindi chiediamo a tutti gli amministratori, alle amministrazioni comunali, di far sì che si passi ad un contratto full-time e quindi anche loro avere quella dignità di lavoratori che ogni essere umano merita. Le ragioni di questa protesta? Allora, materialmente noi oggi siamo qui a manifestare, quindi c'è questo sit-in davanti alla prefettura, perché vogliamo rivendicare quello che è uno stato attuale per quanto riguarda i problemi che stanno purtroppo attraversando i vari comuni, soprattutto nella nostra regione Sicilia, ma come si vede anche nel sud Italia, che purtroppo la nostra realtà è una realtà diversa di quella che può essere quella dei comuni del nord, perché magari lì sono dei comuni più virtuosi e quindi possono affrontare quelle che sono le esigenze che affliggono un'amministrazione nel garantire i servizi essenziali ai cittadini. Qui purtroppo noi ci troviamo in una realtà completamente diversa, forse non lo so, si cerca di non capire o di non voler affrontare questa problematica che poi alla fine va a ripercuotersi sui nostri cittadini, perché nel momento in cui un comune non può garantire i servizi essenziali alla cittadinanza, ovviamente poi vengono a mancare quelli che sono anche il benessere, no? Il vivere civile in una comunità, perché mancano i servizi. Il cittadino paga le tasse per usufruire dei servizi che l'amministrazione gli eroga puntualmente. Quindi noi che cosa chiediamo oggi? Oggi ricordiamoci che negli enti locali molto personale che ricopre ormai ruoli cardini dell'amministrazione è a regime part-time, quindi voglio dire personale che ha 20 ore, comuni che sono a 18, quindi dico, la nostra manifestazione siamo qui per proprio cercare di stimolare gli organi di competenza affinché si possano attivare per risolvere questa problematica.